Buongiorno e ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Giovanni Ferrera, pensionato di 66 anni di Cattolica Eraclea, che ha ucciso il muratore Carmelo Contarini a coltellate, interrogato in caserma si è avvalso della facoltà di non rispondere sul consiglio del suo legale difensore, l'avvocato Ignazio Martorana. Sequestrata l'arma del delitto, un coltello a serramanico, consegnata spontaneamente da parte dell'indagato. Minaccia di morte la titolare di un bar e all'arrivo dei carabinieri si sarebbe scagliata contro di loro a calci e pugni. Una donna di 39 anni di Trapani, con precedenti di polizia, è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale. Era stata segnalata la presenza di una donna in evidente stato di agitazione e mentre i carabinieri stavano cercando di riportarla alla calma, li ha aggrediti con calci e pugni. I giudici della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani hanno disposto la confisca di parte del patrimonio del cosiddetto re delle scommesse Calogero Johnny Luppino. I sigilli sono stati apposti ad aziende e immobili intestati a Luppino e alla moglie Palamaggio. Quando vi fu la perquisizione in casa di Luppino, i carabinieri trovarono nell'abitazione a Tre Fontane 8 lingotti e centinaia di migliaia di euro in contanti. Imprenditore trovato cadavere in un albergo di Lampedusa, aveva 48 anni. L'uomo avrebbe usato il tubo di gas per togliersi la vita. L'imprenditore, accusato di maltrattamenti all'ex compagna e stalking, nei giorni scorsi era stato scarcerato ed era stato sottoposto all'obbligo di dimora a Lampedusa. Lo stesso si era trasferito a Lampedusa per evitare occasioni di incontro con la persona offesa. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 12. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.